È una ghiotta occasione da cogliere per agganciare la vetta della classifica e tempo di recupero nel campionato di eccellenza calabrese e la Reggio Ravagnese che infatti torna in campo per affrontare l'isola di Caporizzuto in un match valevole per la sesta giornata del massimo torneo regionale. La squadra di Mister Misiti è reduce dal 3-1 sul Rende ed è distante appena 3 punti dalla vetta occupata dalla Vigor Lamezia. La compagine ospite invece si ritrova nella pancia della classifica ed è reduce dal KO per 2-1 contro il Praia Tortora. Vediamo la formazione della Reggio Ravagnese per affrontare questa sfida: Currà, Maesano, Scoppetta, Cordova, Zuccalà, Urruti, Di Biase, Puntoriere, De Leon, Baldè e Arcudi. Partiamo allora col film del primo tempo, le immagini a cura di Mirko Giacobello, corner di Di Biase sul secondo palo, Scoppetta la gira fuori al 22esimo, punizione battuta corta per Leone. Il cross, Currà in uscita non è perfetto, la sfera arriva a Lentini, ancora una deviazione di Kerve che manda in rete, proteste locali per un possibile fallo su Currà, ma si è sbloccato il risultato, ha trovato il vantaggio l'isola di Caporizzuto in questa mischia generata da un calcio di punizione. Minuto 43, Reggio Ravagnese che prova a rispondere con Puntoriere, lo scarico per Maesano, l'imbucata in zona De Leon da buona posizione, non trova il gol del pareggio. Finisce così la prima parte di gara 0-1 a sorpresa dell'isola di Caporizzuto sulla Reggio Ravagnese. Si inizia con un cambio dentro gatto per Arcudi al 48esimo e l'isola che attacca ancora, lancio in profondità di Palermo per Lentini, va a coordinarsi col mancino debole tra le braccia del portiere. Minuto 55, tocca Gomez per Maesano, 63esimo, cross dalla destra di Puntoriere col mancino, traiettoria avvolgente per Baldè che colpisce di testa ma non riesce a trovare né precisione né potenza. Entra Rabbeni per Di Biase, minuto 73, punizione di Puntoriere per Baldè che di testa la manda oltre la traversa, tocca a Foti per Cordova. Siamo nei minuti finali, 88esimo, si butta in avanti la formazione di Mister Misiti alla disperata ricerca del pareggio, parte una conclusione di gatto, viene ribattuta dalla difesa, la sfera rimane lì per Baldè, ancora l'intervento del portiere ma sotto porta c'è Luciano Rabbeni, il sempreverde Luciano Rabbeni, 35 le primavere, ma continua a gonfiare le reti. L'ex Messina, Biancavilla, Altamura, Palmese, ci staremmo una vita soltanto a elencarle le sue esperienze. Un calciatore, un attaccante che ha dato spettacolo negli ultimi anni. Minuto 89, lancio lungo di Foti respinto sui piedi di Gomez dalla distanza, non impensierisce però Mercuri. Minuto 91, ancora isola di Caporizzuto, lancio lungo di Dramè per Lentini, c'è il tentativo, la risposta di Currà, si avventa ancora Lentini che non trova la coordinazione giusta né la precisione. Minuto 92, dalla panchina viene espulso il presidente della Reggio Ravagnese. Minuto 93, ultima azione con Puntoriere che mette dentro su Foti, si va ad avvitare il palo esterno, spegne le speranze della Reggio Ravagnese di trovare 3 punti potenzialmente d'oro, deve accontentarsi di un pareggio contro l'isola di Caporizzuto. La compagine di Mister Misiti, amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.